È sicuro che abbiamo paura, non solo io, ha paura tutto il paese, scommetto, perché come si dice, era troppo arido e adesso è venuta la pioggia un po' in fretta e sono asciugate e poi abbiamo un problema, se lei va là, io sono a Guerra, tutti i buchi dei cinghiali, che siamo. Strada provinciale Castellettola 25, da ieri il signor Francesco è al lavoro, questa la frana che il maltempo ha provocato. A pochi metri più in là se n'era aperta un'altra nel terreno, così anche lo scorso anno. Una pioggia eccezionale, continua, battente, che ha inzuppato però un terreno pieno di buchi. Sono i cinghiali che hanno colonizzato i colli euganei da 20 anni in cerca di radici. Fanno danni e basta. Abbiamo cinghiali, lepri e poi di tutto noi. Mio padre ha mantenuto 4 figli con questa proprietà qua. Adesso non sono neanche capaci di fare la legna per bruciare. Danni evidenti alle colture, il piano dell'ente Parco Colli per l'abbattimento è attivo, 2400 capi all'anno, funziona ma ci vorrà tanto tempo, intanto la terra frana. Altre problematiche le abbiamo avuto nella zona di Val San Zibio, dove c'è stata una tracimazione di un canale che ha fatto interrompere la circolazione stradale in via Valli per alcune ore, anche là la situazione è sotto controllo. Fortunatamente il tempo in questo momento regge, quindi c'è stato un po' di tregua, però sappiamo tutti che le previsioni non volgono al bello e si prevede altra pioggia anche prima della serata. Dalla centralissima via Pavaglione manca la corrente dalla notte scorsa, da lì a salire verso Cingolina. Sono all'opera i tecnici dell'Enel, però comunque in questo momento si sta tamponando il problema con dei generatori appunto che danno appunto energia alla zona. Osservati speciali sono i laghetti, allora bacini di laminazione che lambiscono Viale delle Terme. A Galzegliano il comune ha attivato il COC ed è in costante collegamento con la prefettura e l'ARPAV nel caso l'allerta oggi gialla dovesse diventare arancione.